Benvenuti, oggi è domenica 1 febbraio 2026. Il sole sorge alle 7:23 e tramonta alle 17:25, la luna si leva alle 16:56 e cala alle 7:17. Oggi si celebra San Verdiana. Il nome Verdiana ha origine latina e significa fresca, giovanile. Oggi, 1 febbraio, si celebra la giornata internazionale del velo islamico, il World Hijab Day, volta a promuovere la comprensione e il rispetto per il velo e per le donne che scelgono di indossarlo. Questa ricorrenza è stata lanciata nel 2013 da Nazma Khan, una newyorkese di fede islamica stanca dai pregiudizi. La sua campagna mirava a sostenere le donne che indossano l'hijab, utilizzando un approccio leggero e mostrando sui social media la varietà dei veli, tessuti e colori esistenti. Sono 32 gli anni per Harry Styles, il cantante attore britannico che ha iniziato la sua carriera come membro degli One Direction, una delle boy band più famose degli anni 2000. Nel 2016 ha intrapreso la carriera da solista, ottenendo successi mondiali con singoli come Sign of the Times, Watermelon Sugar e Adore You. Ha anche recitato in diverse serie TV, tra cui Darkin and Don't Worry Darling. Harry è noto anche per il suo stile di moda e di vita, essendo stato il primo uomo a posare solo sulla copertina di Vogue. Festeggia 66 anni Giorgio Tirabassi, l'attore e regista romano che ha recitato in numerose serie TV e film di successo. Ha partecipato a diverse trasmissioni come Distretto di Polizia, I Liceali e Benvenuti a tavola ed ha debuttato anche alla regia con il film Il Grande Salto, presentato al Festival di Roma nel 2019. Compie 31 anni Antonino Spinalbese, il parrucchiere e influencer che è stato fidanzato con Belen Rodriguez, da cui ha avuto una figlia, Luna Marie. La loro storia è finita nel 2021, dopo vari litigi e accuse reciproche. Ha partecipato anche al Grande Fratello. Nel blu dipinto di blu trionfa a Sanremo. È il 1 febbraio del 1958, l'8ª edizione del festival, la prima in diretta TV, premia l'inedita coppia Domenico Modugno e Johnny Dorelli. Inizia da qui la storia di una melodia destinata a rappresentare un intero popolo in tutto il mondo. La realtà virtuale inganna il nostro cervello. Fornisce infatti immagini e suoni generati da un computer tramite appositi visori per far percepire mondi che, di fatto, non esistono. Una delle ultime innovazioni di questo campo sono i tapis roulant omnidirezionali. Questi dispositivi permettono agli utenti di camminare nel mondo virtuale in qualsiasi direzione, pur rimanendo fisicamente nello stesso punto. Buona domenica ai 12, il primo giorno di febbraio inizia con una sfida. La Luna entra in Leone ed entrerà subito in collisione con Plutone, Marte, Sole, Venere e Mercurio. Cosa accade nello zodiaco? Scopriamolo insieme a Ariete. Per voi oggi la Luna è di Trigono, un'ispirazione molto bella, visto che tra l'altro fa subito il paio con Nettuno appena ospite nei vostri gradi. Un Nettuno che vi chiede di sognare, di portarvi avanti e soprattutto di godere dell'amore. E beh, inizia un bel periodo. Toro, per voi oggi la Luna è di quadratura e potreste subire un po' il fascino del tempo, come se aveste paura di perdervi qualcosa da qualche parte. Non siate ansiosi e soprattutto delegate qualcuno che vi chiarisca alcune situazioni. Il partner vi viene sempre in soccorso. Gemelli, per voi oggi la Luna è una Luna molto spiritosa, una Luna che tende a prendere in giro pure le problematiche, gli ostacoli, le cose, le persone, per cui una Luna decisamente divertente e scanzonata. Beh, godetevela tutta anche in amore, riceverete qualche telefonata decisamente interessante, accettate la sfida. Cancro, la Luna oggi vi lascia, salta il Leone e diventa assolutamente guerriera, proprio perché si vuole opporre a Plutone, Marte e Sole, tanto per ricominciare. Avrà il compito questa Luna di farvi capire qual è il valore del distacco dalle cose. Leone, protagonisti della giornata, siete proprio voi che accendete una sfida. La Luna entra nei vostri gradi e proprio non ci sta a piegarsi alle condizioni di Plutone, Marte e del Sole. Dovete cercare di avere un pochino di pazienza e valutare che le cose non sempre vanno per come ve le aspettate. Dovete comunque valutare che se le persone che vi vogliono bene vi sono veramente vicino.
Vergine, per voi oggi una luna molto intuitiva, quasi anticipatrice del futuro, come se prevedeste già quali sono le dinamiche che devono accadere all'interno di una certa progettualità a cui avete dato vita e che adesso diventa un gruppo sistemico. Per farla più breve, insomma, godetevi l'amore, osservatevi gli altri, ma non fatevi troppo coinvolgere. Bilancia, una giornata oggi che vede una luna decisamente fare delle valutazioni amicali e di squadra importantissime, proprio perché inizia un'altra settimana lavorativa importante. Dovrete cercare di avere la forza di fare dei tagli e delle rinunce al lavoro. Scorpione, una giornata oggi che vede il cielo planetario essere abbastanza urticante, con una luna che vi spinge a volere fare di più perché stimola un po' la vostra ansia da prestazione e vuole farvi arrivare bene al lavoro, senza ansia e senza pathos per favore, ma sicuramente con i consigli della luna che tendono a farvi dare di più. Sagittario, per voi una luna di trigono stupenda e meravigliosa, mentre invece la compagine planetaria in Acquario vi spinge a essere sempre più comunicativi. Giove riallaccia i suoi rapporti con altri pianeti, per cui alcune posizioni zodiacali sembrano comunque sorridervi di più. Accettate la sfida. Capricorno, la luna non è più in opposizione, gioitene, non ci sono debolezze affettive che vi possono costare il vostro regno, quindi siete spigliati in amore e continuate a essere ambiziosi. E beh, se vi siete inteneriti o innamorati e volete una famiglia, è il momento giusto per fare una proposta. Acquario, la luna oggi è in opposizione, poco vi importa con quell'esercito di pianeti che avete dalla vostra parte, ma vi dispiacerà per qualcosa o per qualcuno. Seppure in amore vi sentite con una persona e siete già abbastanza sereni, qualcosa di nuovo potrebbe mettere Pepe in un equilibrio che sembra un po' statico e consolidato. Pesci, per voi oggi la luna dismette il suo trigono, ma Saturno e Nettuno sono assolutamente in grado di trasportarvi in una dimensione decisamente più assertiva e forte. Oggi è il riposo del guerriero che sa perfettamente che da domani affronterà una settimana in cui dovrà essere molto capace, forte e vittorioso. In Italia il governo Bonomi il 1 febbraio del 1945 vara il decreto legislativo che estende alle donne il diritto di voto. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno seguente, il provvedimento nasce su proposta dei leader dei due maggiori partiti, il comunista Palmiro Togliatti e il democratico Alcide De Gasperi. Perché si dice come cavoli a merenda? Li avete mai consumati per lo spuntino pomeridiano? Ecco, no, infatti, dire che un qualcosa è come cavoli a merenda lascia intendere che non c'entri proprio nulla con ciò di cui stiamo parlando. In italiano, quindi, quando qualcuno ci risponde con qualcosa di insensato o poco attinente rispetto a ciò di cui stiamo discutendo, si suol dire che ciò c'entra come cavoli a merenda. Il matto di oggi è la fotografa statunitense Vivian Maier, una delle maggiori esponenti della street photography. Per mantenersi infatti faceva la tata e nel tempo libero con la sua Rolleiflex rendeva immortale la vita di tutti i giorni, degli immaginati e dei personaggi famosi. Istintiva e autodidatta dallo stile unico, non ha mai pubblicato un suo scatto e ha raggiunto la popolarità solo dopo la morte. Ci salutiamo con la frase del giorno. Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere. Oggi è domenica, quindi provate a ritagliare un po' di tempo per voi e per una buona lettura, che possa portarvi in mondi magici attraverso la fantasia. Noi ci rivediamo domani, sempre qui. Buona giornata dalla vostra Jaire.